Eccoci allora con il nuovo mister Gaston Simeonato, che sta rigenerando questo Padova. Questa sera abbiamo visto un altro Padova, un Padova che forse avrebbe anche meritato la vittoria, è stato per 4 volte in vantaggio e poi qualcosa è successo, anche un po' di sfortuna. Sì, ci è mancato quello stacco del secondo gol in più, però va bene, dai, i ragazzi stanno lavorando benissimo, stanno facendo un lavoro straordinario in queste ultime settimane, perciò ci serve per continuare la nostra crescita. Noi dobbiamo andare partita dopo partita e così troviamo squadre super attrezzate, loro sicuramente lotteranno per i primi posti, e noi ci resta, purtroppo ci è rimasto niente questa sera, ma meritavamo qualcosina di più. Mi dispiace per i ragazzi soprattutto, perché veramente hanno fatto una grandissima prestazione. Ecco, questo senz'altro, il Padova meritava di più questa sera, dicevo 4 volte in vantaggio, quindi anche sul piano proprio della personalità è cresciuta questa squadra. Sì, appunto, noi dobbiamo crescere su tutti gli aspetti. Siamo subentrati a un gruppo che purtroppo aveva tralasciato certi aspetti e stiamo pian pianino a recuperare il tempo perso, solo che purtroppo non ne abbiamo e dobbiamo cercare di rimediare man mano che si fanno le partite, no? Adesso fortunatamente abbiamo la sosta di una settimana e sicuramente avremo 2 settimane piene dal lavoro, perciò sperando di trovarci pronti per affrontare il Bali, che è un altro mega squadrone che lotterà anche loro per i primi posti. Beh, allora Gaston, non dirci che il Padova lotterà per la salvezza, farà tutto un altro campionato. No, oddio, io non so il tetto di questi ragazzi si stanno allenando benissimo e si continuano a allenarsi così, e io sono convinto che potremo toglierci delle grosse soddisfazioni. Questa è la convinzione propria che ho, perché ho trovato un gruppo sanissimo e estremamente con tanta voglia di rifarsi, perché purtroppo hanno fatto 2 mesi così altalenanti, è giusto che anche loro si prendano delle grosse soddisfazioni. Lavoreremo per quello. Beh, quello visto stasera dà buone speranze. Sì, no, vedi, purtroppo ci ha mancato qualcosina come per chiudere la partita, però va ben così, ne prendiamo atto della prestazione, tiriamo fuori il bicchiere mezzo pieno, come si dice qua, e guardiamo avanti.